Ore 13, buongiorno anche oggi per parlare di salute con due argomenti importantissimi, li abbiamo accennati chi ha seguito il nostro telegiornale, la prima edizione, e allora parliamo di due argomenti diversi, lo faremo con due specialisti diversi, le malattie respiratorie e soprattutto la riabilitazione respiratoria e le malattie reumatiche. E lo facciamo con il dottor Luigi Di Donato, pneumologo dell'ULSS 4 Veneto Orientale, buongiorno. Buongiorno a voi. E con il dottor Massimo Rizzi, che è il direttore dell'unità operativa complessa di medicina, sempre dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, come sempre potete fare le vostre domande, potete scriverci anche sulla pagina Facebook di Antenna 3, e direi di dividere un po' la puntata nei due blocchi proprio per parlare bene, approfondire bene le varie tematiche. Partiamo dalla riabilitazione respiratoria, partiamo parlando, dottor Di Donato, intanto di quali sono le patologie legate alle difficoltà respiratorie. Spieghiamolo un po'. Le patologie collegate a un declino dell'attività respiratoria sono essenzialmente caratterizzate da patologie quali la bronchite cronica, l'asma bronchiale, la fibrosi polmonare, le pneumopatie che hanno subito un intervento chirurgico, quindi resezione di parte del parenchima polmonare, patologie della pleura. Questi tipi di patologie determinano un lento e progressivo scadimento della funzionalità polmonare. In effetti è soprattutto la bronchite cronica che la fa da padrona negli ultimi anni. In effetti si è visto, secondo l'OMS, che nel 2030 la bronchite cronica sarà la terza causa di morte. Con tutto ciò nel 2030 sarà la terza causa di morte. Quindi sarà, logicamente, tenendo conto di tutti i rischi, anche delle disabilità che comporterà la bronchite cronica, quindi problematiche anche all'interno della famiglia. Il problema è che la bronchite cronica è quindi un lento e progressivo decadimento della funzionalità polmonare dovuto essenzialmente al fumo di sigaretta, quindi ambiente essenzialmente fumoso, ma soprattutto anche gli allergeni ambientali possono determinare quindi un'ipertrofia e un'iperplasia del tessuto mucoso. Quindi il bronco incomincia a produrre sempre più secrezioni, quindi piano piano si viene a creare una ostruzione bronchiale, che diventa quindi parzialmente reversibile, cioè non sempre i farmaci broncodilatatori riescono a dare un miglioramento a questi pazienti, quindi il paziente diventa a questo punto cronico e incomincia la dispnea, incomincia il lento e progressivo declino della funzionalità polmonare, quindi il paziente diventa appunto inabile. In effetti la dispnea è il sintomo fondamentale, si crea un circolo vizioso, il paziente è dispnoico, essendo dispnoico non potendo fare più i suoi passi, le sue attività quotidiane, si ferma, più il tessuto muscolare tende verso la sarcopenia, quindi le fibre muscolari si riducono, il paziente è sempre più fermo, peggiora anche la dispnea a riposo, quindi quello è un anello vizioso, è un circolo vizioso che deve essere interrotto. In questo si inserisce appunto la riabilitazione respiratoria. Adesso ne parliamo subito. Volevo chiederle, diceva che negli ultimi anni c'è proprio questo aumento proprio della bronchite cronica? La bronchite cronica anche perché anche attualmente le donne cominciano a fumare più degli uomini, ci sono allergeni ambientali, ma c'è soprattutto anche l'inquinamento ambientale. Quindi tutto ciò comporta logicamente un peggioramento della tonaca mucosa, sottomucosa dell'alveo bronchiale, che produce sempre più secrezioni e il bronco va a chiudersi. È un aumento che riguarda anche una differenza rispetto al passato che riguarda anche le fasce d'età, o è trasversale, diciamo, questa problematica? Riguarda anche le fasce d'età, perché abbiamo ad esempio l'asma bronchiale che è tipica soprattutto inizia nella fase adolescenziale, poi se l'adolescente incomincia a fumare logicamente c'è una sindrome della sovrapposizione tra asma e bronchite cronica, per cui il paziente oltre ad essere asmatico è anche bronchitico cronico, quindi va verso una sindrome della sovrapposizione asma-BPCO. Ed infatti
Infatti nei soggetti soprattutto allergici, che poi sviluppano successivamente l'asma bronchiale, ha un altro tipo di inizio di patologia, perché quel paziente asmatico invece risponde bene ai broncodilatatori, quindi è una patologia reversibile totalmente, quindi nel momento in cui il paziente asmatico va a chiudersi, il farmaco beta 2 va invece a riallargare completamente il tono bronchiale. In contrario invece alla bronchite cronica, in cui i beta 2, quindi i farmaci broncodilatatori, non comportano una reversibilità totale del tono bronchiale. Allora, per capirci, come si può intervenire in tempo? Cioè, adesso vedremo anche come si affronta quando la malattia, la patologia è conclamata, ma ci sono delle possibilità di fermare in tempo, cioè di accorgersi che qualcosa si sta aggravando e se ci sono degli accorgimenti particolari, oltre ovviamente a quello di non fumare? Sì, sicuramente c'è l'esame spirometrico ad esempio negli Stati Uniti è un esame di routine che viene fatto ad esempio come routine in tutti i pazienti, è un esame semplice, non invasivo, che permette di valutare la funzionalità polmonare, ci dà dei parametri funzionali dell'albero respiratorio, quindi ci dà la capacità vitale forzata, ci dà il volume polmonare totale, ci dà l'indice di enfisema, quindi quello è il segnale fondamentale, in quel momento bisogna intervenire e soprattutto tener conto dei sintomi che viene riferito dal paziente, se il paziente incomincia a dire... Ecco, quelli sono il campanello d'allarme, faccio fatica a fare le scale... Sì, la dispnea da sforzo, la tosse secca, broncospasmo durante gli sforzi, viraggio qualitativo-quantitativo dell'espettorato, significa che già la tonaca mucosa già è danneggiata, produce sempre più secrezioni e quindi il paziente incomincia ad avere difficoltà anche nel parlare, nel vestirsi, quindi ci sono problematiche, quindi la sintomatologia ma soprattutto l'esame spirometrico è fondamentale. Allora, abbiamo parlato di quali sono a monte le problematiche, vediamo ora come si può curare, come si può trattare, come si può accedere alle cure allora. Allora, le cure vanno essenzialmente tramite il medico di medicina generale, certo, una semplice impegnativa, va a visita pneumologica. Vediamo qual è il percorso che fa questo paziente, diciamo, ipotetico. Sì, il paziente quindi viene a visita pneumologica, si esegue quindi l'esame spirometrico, un test alla diffusione, eventualmente un test alla metacolina, per valutare se è presente o meno una iperreattività bronchiale, in quel caso lì il paziente sarebbe un asmatico, cioè il test alla metacolina è il test che ci permette di valutare se il paziente risponde in maniera abnorme a stimoli esterni. La metacolina va a determinare una chiusura del bronco nell'asmatico, in quel caso lì il paziente è un asmatico, questo è un test che facciamo lì presso l'ospedale di Jesolo e valutiamo appunto il paziente asmatico e viene poi successivamente preso in carico. Si esegue la spirometria, successivamente si esegue il test alla diffusione, si esegue il monitoraggio notturno della saturazione. Bisogna eseguire un walking test, il test del cammino, soprattutto nel bronchitico cronico. Come si fa questo walking test? È un esame semplice, non invasivo, tramite un saturimetro il paziente deve camminare per 6 minuti, logicamente si ferma prima se ha dolore toracico o altri sintomi particolari, e si valuta quanti metri il paziente riesce ad eseguire. Se il paziente all'inizio della sua sintomatologia riesce a eseguire soltanto 50 metri, noi vediamo che alla fine del trattamento invece riesce ad eseguire 300 metri, abbiamo ottenuto un ottimo risultato, quindi abbiamo ottimizzato la sua terapia, abbiamo fatto un buon trattamento riabilitativo a quel paziente. Ecco, se individuate il problema, la patologia, poi come si interviene? Quali sono gli step successivi? Nel momento in cui è individuata la patologia si inizia quindi con l'ottimizzazione del trattamento terapeutico. Bisogna fare un'ottima educazione sanitaria e soprattutto il paziente deve cambiare le proprie abitudini di vita. Se fuma deve smettere completamente di fumare. C'è poco da fare, altrimenti è inutile che diamo spray e altre cose che non servono praticamente a nulla. In più poi il paziente può essere inserito in un programma di riabilitazione respiratoria. Ecco, come si fa la riabilitazione respiratoria? La riabilitazione respiratoria è un programma terapeutico individuale, personalizzato, sartoriale sul paziente. Per quel paziente c'è quel trattamento riabilitativo. Sono tutti piccoli tasselli che devono permettere essenzialmente di riabilitare il paziente, cioè di dargli nuovamente la qualità di vita e di poter svestirsi, di poter svolgere le proprie attività quotidiane. Quindi è un trattamento che viene fatto essenzialmente allenando la muscolatura respiratoria, perché se il paziente è fermo e dispnoico, non riesce a spostarsi, è un paziente che peggiora il suo, ripeto, il suo ciclo vitale. E quindi è lì che bisogna intervenire con l'allenamento muscolare, utilizzando i muscoli respiratori, muscoli intercostali, esterni, gli interni, il diaframma, il muscolo retto dell'addome, il sternocleidomastoideo, il trapezio, sono muscoli che l'anziano o anche il giovane, quando sono fermi, hanno l'insufficienza
insufficienza respiratoria cronica non spostano più, sono fermi. Il paziente non si sposta perché non ha più muscolatura respiratoria e quindi c'è un allenamento muscolare. Molti di questi muscoli che lei ha citato, probabilmente quasi pochi li conoscono, probabilmente anche chi sta bene magari li usa male. Li usa male perché respira male. Come si dovrebbero usare? E intanto ci può spiegare, ce li può ridire e ci può spiegare quali sono? Gli intercostali esterni, gli intercostali interni. Come si dovrebbero usare correttamente per la respirazione? Con profonda respirazione, con profondi atti respiratori, una profonda espirazione e una forzata espirazione. Il paziente cronico con insufficienza respiratoria cronica non riesce ad avere sia un'ispirazione efficace perché il diaframma è bloccato, ma anche un'espirazione efficace ed infatti ha una tosse non efficace, non riesce a spegnere le candeline. E un paziente che non riesce a spegnere le candeline determina un accumulo di secrezioni, quindi peggiora il suo valore emogas analitico, quindi la PO2, la sua ossigenazione tende sempre più a calare e quindi il paziente è costretto a fermarsi perché gli manca anche l'ossigeno, quindi è costretto qui in poltrona fermo a non fare assolutamente nessun tipo di movimento. Quindi bisogna intervenire e spezzettare queste catene per riabilitare il paziente. Un istante di pubblicità, poi torniamo col dottor Di Donato, allora cerchiamo di capire come usare bene questi muscoli che ha appena detto e poi continuiamo a parlare della riabilitazione e magari facciamo qualche caso specifico. Rieccoci in studio in diretta, allora stiamo parlando, come vedete dal titolo, in sovraimpressione, sia di riabilitazione respiratoria che di malattie reumatiche. Stiamo concedendo questa prima parte proprio al tema della riabilitazione respiratoria, ma anche di quali sono le patologie. E il dottor Di Donato ci stava spiegando una cosa molto importante, non solo per chi è affetto già da delle patologie, ma anche per chi è in salute, come respirare bene per non insorgere anche in patologie. Allora, gran parte di noi forse quando respira di pancia. Respira medio addome, sì, respira medio addome, oppure l'anziano respira essenzialmente utilizzando le spalle, quindi non ampliando la gabbia toracica. E invece bisogna respirare usando la gabbia toracica. Utilizzando il torace e soprattutto sforzando la muscolatura intercostale, sono quelli i muscoli in questo momento proprio mi viene da respirare proprio così, perché i muscoli è intercostali interni, i muscoli intercostali esterni sono quelli che aiutano la gabbia toracica e poi il diaframma. Usare troppo il movimento appunto dell'addome cosa può provocare alla lunga? Quindi? Allora può provocare un reflusso gastroesofageo, quindi una risalita anche dello stomaco all'interno della gabbia toracica, esofagiti, gastriti, frequenti eruttazioni e peggiora la dispnea perché il diaframma non lavora più come dovrebbe e quindi c'è una riduzione anche della capacità polmonare totale perché la parte finale del polmone viene schiacciata e quindi l'abbiamo persa, per cui siamo costretti a respirare ancora di più con le spalle, quindi sforziamo le spalle ma lasciamo completamente persi gli altri organi e gli altri quindi muscoli. Può accadere che magari una persona pensi di soffrire di una patologia respiratoria perché sente qualche affanno, ma in realtà sta semplicemente usando male la respirazione? Sì, usa male la respirazione, per questo anche la riabilitazione va ad indicare che deve respirare in maniera completamente diversa per sfruttare meglio quei muscoli. È come avere un'ingessatura per 20 anni su tutto il corpo, logicamente la muscolatura viene fuori che è ipotonico e quindi deve recuperare tutto il suo tono muscolare respiratorio. Il suo tono muscolare respiratorio è fondamentale. Allora, riabilitazione, diceva prima, è sartoriale, cioè un abito che viene confezionato specificatamente per il paziente. Poniamo i due casi, un paziente asmatico, qual è la riabilitazione per il paziente asmatico? Il paziente asmatico soprattutto va riabilitato il paziente con lo stato di male asmatico, cioè un asma bronchiale che ha superato tutti i suoi step e il paziente è in uno stato di male asmatico, cioè i bronchi sono completamente chiusi o quasi chiusi, per cui in genere sono giovani che non si sono mai curati nell'arco dell'anno o degli anni e quindi hanno raggiunto lo stato di male asmatico, ma si abituano a respirare male, loro pensano di respirare bene ma respirano malissimo, per cui quando fanno una partita di calcetto al primo scatto incominciano a tossire. Quello è un paziente che non è trattato, quindi va recuperato, va fatta una terapia, va recuperato e va soprattutto trattato dal punto di vista allergenico, vanno eliminati tutti gli allergeni nell'ambiente domestico se il paziente è allergico e soprattutto utilizzare bene il diaframma. Il diaframma va anche valutato con un'ecografia toracica, con l'ecografia toracica noi possiamo vedere se il diaframma è inspessito oppure no, significa che il muscolo se è inspessito, il diaframma ha lavorato per tanti anni contro forza, è come avere due grossi bicipiti
bicipiti, che hanno lavorato con i pesi per tanti anni. Significa un diaframma che ha lavorato, che prima o poi si stanca, e se si stanca il diaframma poi ci sono problemi. Quindi ginnastica diaframmatica, eventualmente drenaggi posturali e esami spirometrici sequenziali. Cosa sono i drenaggi posturali? Drenaggi posturali nel caso in cui ci sono dei tappi di muco che si vengono a formare nel soggetto asmatico a livello dei bronchioli terminali periferici, in cui il paziente asmatico non riesce bene a tossire perché è tutto chiuso, quindi le secrezioni non riescono a passare, bisogna fare delle battiture toraciche, logicamente ponendo il soggetto in base ai lobi polmonari e favorendo quindi la secrezione naturale dell'escreato. Prendiamo invece adesso il caso del paziente con la bronchite cronica, sì, come diceva prima. C'è una riabilitazione diversa, immagino? C'è una riabilitazione diversa sicuramente. In questi pazienti bisogna essenzialmente valutare anche la pressione ispiratoria massima, la pressione espiratoria massima con due semplici apparecchietti che avremo successivamente a Jesolo, che valuta appunto la capacità di poter inspirare ma soprattutto di poter espirare. Faremo quindi anche il walking test, faremo l'ecografia toracica, l'esame spirometrico, e questi sono dei pazienti che devono essenzialmente sfruttare la muscolatura, quindi i muscoli intercostali vanno allenati, drenaggio posturale, anche gli incentivatori della tosse possono essere utilizzati, che appunto liberano le secrezioni. Sono dei pazienti questi qui che vanno essenzialmente tenuti sotto controllo con valori emogassanalitici costanti, continui, perché sono pazienti bronchitici cronici che possono virare rapidamente, basta un tappo di secrezione all'interno di un bronco che si determina un'area di atelettasia, quindi il paziente va giù di ossigenazione. Sono dei pazienti molto delicati, per cui ci vuole una terapia riabilitativa molto con la presenza del personale sempre presente. Senta, sulla bronchite cronica c'è un limite di età o ci sono anche pazienti molto giovani? Ci sono anche pazienti molto giovani. Il più giovane che lei ha avuto, che ha trattato, se lo ricorda? 20-22 anni. 22 anni. E inizia a fumare all'età di 10-11 anni, in più era anche un asmatico di base, quindi c'è stata una sovrapposizione. Pensa di essere guarito dall'asma, quindi non ha curato né l'asma neanche la bronchite cronica, è andato incontro a una sindrome della sovrapposizione e quindi è un paziente, questo qui che ha 40 anni, 45 anni, avrà già l'ossigeno. Certo. La riabilitazione, ecco, qual è la percentuale poi di riuscita, nel senso quanti riescono a, se esiste la possibilità di tornare indietro, cioè di riuscire a risolvere completamente il problema, al di là dell'asmatico, credo che ci sia qualcosa di diverso, ma la bronchite cronica si può sconfiggere totalmente? Sconfiggere perché è cronica, per cui è una patologia cronica. Lo dice la parola, dice lei, quindi non c'è nessuna possibilità. Rimane un bronchitico cronico. Quanto... Si può agire certamente anche il 60% dei pazienti possono recuperare, non guarire ma recuperare soprattutto qualità di vita, recuperare la disabilità, e questo è l'obiettivo che si pone la riabilitazione respiratoria. Ecco, allora l'ULSS 4 potrà avere, adesso ci spiegherà, potrà avere a breve? A breve. Di un ambulatorio specifico, molto importante, proprio su questa... Dedicato sia alla riabilitazione respiratoria. Ecco, ci può spiegare? In cui entreranno pazienti con bronchite cronica, asma, fibrosi, insufficienza respiratoria cronica, in ossigenoterapia a lungo termine domiciliari, quindi patologie essenzialmente con caratteristiche cronicizzate. Devono essere pazienti in stabilità clinica, quindi non in fase acuta, ma pazienti stabili dal punto di vista clinico, oppure che hanno avuto una riacutizzazione nei mesi precedenti. Sono pazienti che vengono individuati quindi con esame di funzionalità polmonare, con un emogas, con un RX torace, quindi sono dei pazienti che avranno un percorso standardizzato, quindi verranno accolti, valutati dallo specialista pneumologo, inviati anche dal medico di medicina generale per eventuale trattamento riabilitativo, presi in carico e inizieranno il loro percorso. Il percorso sicuramente all'ospedale di Jesolo è un ospedale che è unico nel suo genere per la ubicazione, è posto sulla spiaggia. E anche là, ecco, questo ha un senso, è fondamentale, perché lì si fa l'aerosol di soluzione salina ipertonica a costo zero, e quindi si riducono le secrezioni, si aumenta l'espettorazione. Sulla spiaggia non ci sono allergeni, quindi l'asmatico sta meglio senza allergeni, sulla sabbia gli allergeni non ci sono, per cui ci sarà un miglioramento sicuramente dal punto di vista fisiopatologico del paziente. Quando sarà operativo questo ambulatorio specifico? Il 4 dicembre. Quindi fra pochissimo nell'ospedale di Jesolo? L'ospedale di Jesolo. Ecco, quindi quanti pazienti può trattare? Inizieremo con 5 pazienti, 5 pazienti per seduta.
con l'obiettivo di poi portare ovviamente andare un po' a regime. A regime. C'è una telefonata in diretta, con chi parliamo e da dove chiama? Buongiorno. Buongiorno, sono da Arcade. Da Arcade? Sì, dove abito io non respiriamo perché ci sono vigneti da maggio a settembre che come si chiama, non si respira proprio, dobbiamo rinchiuderci in casa e adesso buttano liquame e non respiriamo nemmeno. Dobbiamo vivere rinchiusi in casa o prendere, ti dicono anche l'allergologo, dobbiamo prendere e andare al mare o andare in montagna, ma questo non è vita. E anche la nostra salute ne rimette tutti quanti. Certo. Io volevo chiedere una risposta, o anche perché le medicine dobbiamo pagarsele tutti quanti. Stiamo male, chiamiamo i vigili, nessuno ci vede, nessuno ci dà una risposta. Lei dobbiamo chiudersi in casa e noi non respiriamo così, ci ammaliamo. Lei chiama da Arcade, scusi, da Arcade? Sì. Ok. La signora? Il suo nome? La signora Elena. Elena da Arcade. Allora, questa è una risposta che ovviamente non possono darle i dottori, cioè che abbiamo qui in studio, perché è un problema che riguarda ovviamente il comune, però ci faremo carico di chiedere al sindaco di questa situazione. Se magari lascia alla nostra redazione, al centralino, anche la via di dove si trova per capire qual è la situazione in quella zona, allora cercheremo di capire come si può fare. Chiaramente si tratta di situazioni reali, insomma. È un problema qua di un comune, quindi il comune certo. di Arcade, quindi ci può essere un qualcosa di nocivo per l'albero respiratorio, può creare una iperreattività bronchiale. Potrebbero anche essere tutti asmatici, ma non credo. Può essere un problema di alveolite allergica, quindi un problema di danno polmonare acuto da sostanza, quindi valutare un attimino che tipi di sostanze ci stanno, che tipi di diserbanti e quindi trovare la soluzione. Ecco, se lei dovesse dare un consiglio a chi appunto ha questo problemi respiratori, comunque è sempre quello di frequentare il più possibile il mare. L'ambiente migliore è mare e alta montagna. Alta montagna, sì, dove gli allergeni tendono a essere molto più bassi, l'aria è anche più pura e quindi anche le secrezioni diventano un po' più fluide, possono essere assorbite sia in periferia che anche con una buona espettorazione. Senta, parlavamo prima del fumo delle sigarette, lei dice ovviamente la prima cosa è smettere di fumare. Ci sono dei pazienti che nonostante questo continuano a fumare anche con l'ossigeno. Ma glielo dicono anche proprio? Sì, continuano a fumare anche con l'ossigeno, quindi rischia di far saltare tutto. Di far saltare in aria, certo. Come si può riuscire a instillare il concetto? Lo dico da fumatore. Ci sono ambulatori preposti per la disossefazione dal fumo, quindi possono essere inseriti, però o si smette dall'oggi al domani, ma mi rendo conto che non è affatto semplice. Assolutamente no, io se lo posso testimoniare. Questa dunque è la riabilitazione, quindi dicevamo dal 4 di dicembre all'ospedale di Jesolo la possibilità di usufruire di questo importantissimo nuovo ambulatorio specifico per la riabilitazione. Sì. Abbiamo visto quali sono appunto i vari percorsi e come accedere alle cure. Allora adesso sposterei il nostro accento sull'altro tema di questa giornata, di questa puntata di ore 13, poi magari in conclusione torneremo anche dal dottor Di Donato. C'è un'altra patologia completamente differente ma che comunque ha delle ricadute importanti sul territorio. Prima di sentire il dottor Rizzi però vedo che c'è un'altra telefonata in diretta. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, mi chiamo Angela. Angela da dove? Da Ponte di Piave. Da Ponte di Piave. Sì. Ci dica. Ho un'amica che ha la bronchite cronica perché è spesso con forse catarro, però ha il problema che è allergica all'iodio. Allergica allo iodio? Sì, e va in coma. Accidenti. Quindi lei dice come si può fare? Ha problemi anche di tiroide. E quindi lei dice non può andare al mare, questo lo intende lei? No, è così. È un caso particolare o ce ne esistono? Va visto dal punto di Ha vista... problemi anche di tiroide questa signora, ha tiroide a zero, quasi a zero. Sì, dal punto di vista polmonare va valutata nell'insieme, adesso così è difficile dirlo. Sì, è chiaro. Va valutata come funzionalità polmonare com'è, poi se è allergica allo iodio non può andare al mare e quindi deve trovare una soluzione qui, nel senso o può andare in montagna se è allergica, non sappiamo neanche il pannello allergenico. Certo, quale sia della signora. Va fatta una visita accurata. Va fatta un attimino presa in carico in maniera... Ma adesso si sta curando questa signora, immagino?
Sì, si sta curando, però ogni anno gli succede sempre questo problema. Ho capito. Si può magari fare una visita per questa signora? Beh, ma certo, lei lasci pure il suo numero e poi vediamo un attimo di capire se possiamo metterla in contatto con i dottori dell'ULSS 4 per capire se è un caso particolare un po' da studiare. Ok. Va bene? Ok, d'accordo, grazie. Grazie. Molto gentile. Grazie signora. Allora, dicevamo, no, c'è la pubblicità. Allora, dopo la pubblicità partiamo con l'altro tema, pubblicità. Ore 13 di nuovo in diretta. Allora abbiamo parlato di malattie respiratorie, di riabilitazione respiratoria, adesso invece parliamo di reumatismi e artrite reumatoide, lo facciamo con il dottor Massimo Rizzi, direttore unità operativa complessa di medicina dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Allora, un altro tema importante, magari ecco, un settore nel quale magari c'è anche un po' di confusione a volte. Allora spieghiamo bene cosa sono i reumatismi e cos'è l'artrite reumatoide. Partiamo dalla base. Ok, ma allora io farei ancora un passo ulteriore. Un passo ulteriore indietro, proprio perché è un argomento che negli anni si è sempre più reso complesso, questo in virtù anche delle tante conoscenze che negli ultimi anni siamo riusciti ad assumere. Quindi quelli che una volta venivano codificati come reumatismi in generale, oggi siamo in grado di classificarli in maniera molto più adeguata, e questo anche in virtù del fatto che per fortuna finalmente abbiamo terapie che sono efficaci nella gran parte delle malattie reumatiche. Qui da noi è sempre stata consuetudine dire che i dolori chi ce li ha se li tiene, ecco no, questa cosa non è più così. Praticamente per ogni situazione riusciamo ad avere oggi una risposta terapeutica, quindi dovendo fare la grande distinzione delle malattie reumatiche, possiamo distinguere quelle che sono malattie reumatiche come l'artrite reumatoide che lei ha citato, che è una malattia molto importante che si caratterizza per una infiammazione all'interno dell'articolazione. Ecco, se la regia magari potesse mandare la numero 7, avevo preparato uno schemino. Sì, dovremmo avere le immagini. Sì. Perché allora magari su quello schema riesco a farmi capire un po' meglio, perché così sulla voce diventa un po' difficile. Ecco qua. Ecco, questa è una schematizzazione di come è fatta una nostra articolazione. Quindi quello che vediamo più a destra guardando lo schermo sono due ossa affrontate fondamentalmente. Sì. Ok, c'è un rivestimento di cartilagine, quello un po' più in giallo. Sì. Ok? E tutto attorno dobbiamo pensare che c'è un manicotto che avvolge questa articolazione. Questo manicotto a sua volta è rivestito da un tessuto che è la sinovia, che produce il liquido cosiddetto sinoviale. Che cos'è il liquido sinoviale? Non è altro che un liquido di lubrificazione che umetta l'articolazione e consente lo scorrimento dei capi articolari. Questo tessuto può andare incontro a malattie come l'artrite reumatoide e diventa un tessuto a questo punto che produce grandissime quantità di liquido non più fisiologico, ma liquido. Quindi è la sinovia, è il problema proprio della sinovia. Infatti l'artrite reumatoide è una sinovite, no? Il suffisso ite in medicina sta a indicare tutto quello che in qualche modo è infiammato. Certo. È una sinovite. Cosa vuol dire allora? Ripeto, che quel tessuto si infiamma, diventa ipertrofico, diventa una sorta di spugna, riempie completamente l'articolazione, ma soprattutto se cerne una quantità di molecole e di prodotti chimici, mi passi il termine un po' così gergale, ma il dettaglio sarebbe molto complesso, certo, che di fatto porta a distruzione dell'articolazione. La distrugge. La distrugge. È un processo infiammatorio cronico, quindi ci avviciniamo un po' a quello che diceva il dottor Di Donato prima per quanto riguarda le malattie respiratorie. Sono processi infiammatori cronici sui quali bisogna essere molto tempestivi in termini di diagnosi, perché l'unica arma vera che abbiamo è la diagnosi precoce. Più precoce è la diagnosi, prima interveniamo, prima possiamo utilizzare questi meravigliosi farmaci che oggi abbiamo a disposizione e prima possiamo pensare di bloccare questo processo distruttivo con l'obiettivo ovviamente di lasciare la miglior qualità di vita alle persone. Anche perché nell'artrite reumatoide che lei citava prima, purtroppo le articolazioni più coinvolte sono le piccole articolazioni delle mani, dei polsi, quindi quelle che a noi servono per gli atti della vita quotidiana, i piedi, le ginocchia,
poi ci sono forme molto severe che possono coinvolgere anche le anche o il rachide cervicale, ma per lo più i nostri pazienti vengono in ambulatorio lamentando un dolore, una tumefazione delle mani. Reumatoide provoca anche dolore? Assolutamente. Io, giusto per aiutare, per capire, se per la regia mi aiuta, vorrei proiettare la numero 9, così la gente riesce a vedere un po' meglio da casa. Ci sono dei sintomi e dei segni che sono abbastanza tipici di tutte le infiammazioni articolari, ecco, io qui le ho riportati giusto perché ci sia la possibilità di leggerli. Alla base c'è sempre un processo di infiammazione, banalmente il rossore, il gonfiore, il calore, il dolore, che causano una rigidità delle articolazioni, proprio l'incapacità di svolgere il movimento articolare, e automaticamente c'è una perdita della funzione. Scusa, è un ordine conseguenziale? Cioè no. C'è prima il rossore, si possono manifestare in modi diversi? No, si può manifestare tutto contemporaneamente, anzi quello che il paziente racconta più sovente è che si sveglia la mattina e ha le mani particolarmente rigide e gonfie, le sente gonfie, non riesce ad aprirle e chiuderle, non riesce a vestirsi, non riesce a fare le abluzioni, non riesce... Ma dalla mattina alla sera? Allora, dalla sera alla mattina? Ci possono essere, a seconda della malattia, questi sono, diciamo, crismi generali che coinvolgono un po' tutte le malattie infiammatorie articolari. A seconda della malattia ci possono essere esordi iperacuti, quindi veramente dalla sera alla mattina, uno va a letto la sera, sta bene, la mattina si alza, non si muove più, tipicamente la polimialgia reumatica, questa malattia che colpisce gli over cinquantenni e che si caratterizza sovente per questo esordio esplosivo. Uno va a letto in assoluto benessere, alla mattina non riesce più ad alzarsi dal letto. È proprio un blocco di cemento. Nell'artrite reumatoide questo non è così frequente, l'artrite reumatoide l'esordio tende a essere più progressivo, il doloretto, il fastidio, la rigidità va, viene, fino a quando la malattia non diventa francamente conclamata, allora a questo punto tutti quei segni e sintomi possono essere presenti. Ecco, i sintomi sono quelli allora, quindi secondo lei diceva la diagnosi precoce è la nostra migliore arma, bisogna subito rivolgersi a uno specialista? Assolutamente, l'alert che anche le società scientifiche nazionali e internazionali danno è proprio questo, soprattutto per l'artrite reumatoide, quindi se una persona nota un dolore, un gonfiore di una piccola articolazione, soprattutto le articolazioni queste che noi chiamiamo metacarpofalangee o interfalangee prossimali o dei polsi, che siano persistenti per qualche settimana, devono subito far rizzare le orecchie e far sì che il paziente ovviamente prima passi al suo medico di famiglia, che dovrà fare un depistaggio di base, e poi essere avviato il più rapidamente possibile a uno specialista reumatologo. Adesso vedremo anche come si può curare. Volevo tornare però all'origine. Sì. Questa infiammazione della sinovia ha una causa, si è studiata una causa particolare, qualcosa che può causare, che può favorire questa infiammazione? Certo. Un uso sbagliato o ambienti particolari? Certo. Allora, qui andiamo su argomenti particolarmente complessi, cerco di semplificarli cercando di non banalizzarli. Nell'artrite reumatoide la causa c'è ed è una causa di natura autoimmune. L'artrite reumatoide è malattia autoimmunitaria, ok? Quindi vuol dire che è lo stesso organismo? È lo stesso organismo che in qualche modo su una base genetica, in risposta a un qualcosa che tuttora non sappiamo che cosa sia, comincia a produrre una risposta infiammatoria che si automantiene nel tempo e quindi diventa fonte di malattia e di patologia. Il principio è questo: il nostro sistema immunitario è fondamentalmente il guardiano di casa, ci protegge in ogni momento, per tutta la nostra vita, dalla mattina alla sera, incessantemente dai numerosissimi attacchi che in ogni momento della nostra giornata noi subiamo. Li subiamo dall'esterno, batteri, virus, funghi, li subiamo dall'interno, cellule neoplastiche che si trasformano e che in qualche modo vengono bloccate, situazioni di autoimmunità che si creano e che vengono bloccate. Qualche volta, quando l'attacco è eccessivo, allora noi soccombiamo e compare la malattia. Quando compare una malattia di tipo autoimmunitario vuol dire che il nostro organismo non è più in grado di riconoscere le nostre stesse strutture, è una sorta di
autoattacco, cioè riconosce come estranee strutture che invece sono proprie e quindi continua ad attaccarle nel tentativo di rimuoverle e distruggerle. Purtroppo poi è un cortocircuito. È un cortocircuito, bravissimo, è come se il guardiano non riconoscesse più il padrone di casa, okay? Quindi continua a sparare perché il suo lavoro lui lo vuole fare, certo, che è quello di rimuovere l'attacco. In altre situazioni invece le sinoviti possono essere di altra natura, pensiamo ad esempio alla gotta. La gotta è comunque una forma di sinovite acuta. Lì il problema invece è l'accumulo di acido urico. L'acido urico è un cristallo che per sua natura ha una forma molto oblungata, sembrano proprio delle lance, e anche lì nel momento in cui questo acido urico supera un certo livello di concentrazione a livello dell'articolazione, si creano delle situazioni concomitanti favorenti, si scatena l'attacco acuto, ma ancora una volta l'attacco acuto paradossalmente noi lo patiamo perché ci sono delle cellule del nostro organismo che vanno e cercano di rimuovere questo attacco, ma rimangono uccise loro stesse. Se lei potesse vedere un vetrino al microscopio di un liquido sinoviale in corso di gotta acuta, lei vedrebbe una cellula infilzata letteralmente da questo ago, da questo cristallo. La cellula ha cercato di mangiarlo, non ci è riuscito, ne rimane uccisa e nel liberare le sostanze che ha al suo interno scatena l'attacco acuto. Questo per fare certo, due esempi, insomma ce ne sarebbero molti altri. C'è una telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, Giovanna. Giovanna da dove? Da Treviso. Da Treviso, ci dica pure. Perché la mia nonna aveva l'artrite, anche lei, e so che limitava la carne. Anch'io ho l'artrite e mi limito di carne, va bene? Ok, beh, la domanda è molto interessante, grazie. Grazie a voi. Allora, non ci sono ancora evidenze scientifiche codificate da linee guida internazionali, però ci sono un'importante quantità di lavori che dimostrano come in generale nelle malattie infiammatorie, quindi non solo quelle articolari, la cosiddetta dieta mediterranea sicuramente riesce a ridurre quello che noi chiamiamo stress ossidativo. Okay? Però rimangono solamente lavori per il momento di tipo così germinale, non ci sono ancora codifiche sulle quantità specifiche di cosa mangiare e cosa non mangiare. Certo che la nostra vecchia dieta mediterranea, quindi non quella che in qualche modo è stata inquinata da abitudini anglosassoni, sembra dimostrare anche dal punto di vista scientifico che un razionale possa averlo, come però, attenzione, adiuvante nella terapia delle malattie infiammatorie. Ecco, non pensiamo di poter curare l'artrite solo mangiando la dieta mediterranea, questo assolutamente no, può essere di aiuto, ma... Ecco, a proposito di questo, faccio la stessa domanda a lei che la stessa domanda che ho fatto al dottor Di Donato. Negli anni c'è stato un aumento di reumatismi, parliamo del artrite reumatoide e poi andiamo sui reumatismi, di questa patologia? Ma la nostra convinzione non è che sia aumentata l'incidenza o la prevalenza della malattia, l'incidenza è il numero di nuovi casi e la prevalenza è il numero di casi totali. Quello che sicuramente è cambiata è la sensibilità da parte dei medici nei confronti della materia e quindi facciamo più diagnosi, siamo più accorti, siamo più attenti. Quindi forza si individuano di più? Se ne vedono di più, per fortuna che se ne vedono di più perché, ripeto, avendo oggi a disposizione la possibilità di diagnosi precoci, fini, raffinate e terapie altrettanto efficaci, possiamo garantire a questi malati una qualità di vita buona. E citiamo anche un altro aspetto, ci sono dati dei nostri ministeri che dicono come banalmente ad esempio 1/3 delle pensioni di invalidità erogate sia per malattie reumatiche. Abbiamo dei costi solo diretti annuali che viaggiano intorno ai 5-6 miliardi di euro, ai quali vanno aggiunti i costi indiretti e i costi non tangibili, perché voglio dire, una persona che non va più a lavorare o una persona che non riesce più ad avere una buona qualità di vita, spesso sono pazienti che per la cronicità, per la convivenza con il dolore sviluppano poi dei quadri di vera e propria depressione, quindi c'è una radicale modificazione della qualità di vita, un po' come diceva il dottor Di Donato,
come il paziente che non riesce più a respirare, il paziente che non riesce più a alzarsi dalla poltrona per andare a fare 2 passi o avere un minimo di vita sociale. Allora, ultimo blocco pubblicitario, poi torniamo in diretta e cerchiamo di capire come affrontare questa malattia. Rieccoci in diretta. Allora, dottor Rizzi, abbiamo parlato fino adesso di artrite reumatoide, e la differenza con l'artrosi invece? Ok, allora questa è ovviamente una delle cose sulle quali bisogna fare assolutamente chiarezza. Se la regia mi proietta lo schema, facciamo lo stesso 2 chiacchiere specificando un po' meglio. Schema 6 per cortesia. Allora, se ricordate lo schema dell'articolazione di prima, abbiamo detto che l'artrite reumatoide e le artriti in generale sono quelle che colpiscono le articolazioni in quella struttura che è la sinovia, cioè il panno che riveste la nostra articolazione e che produce il liquido sinoviale. Se vi ricordate, in quello schema abbiamo anche detto che le 2 ossa si affrontavano con un rivestimento cartilagineo, che è quello che consente proprio lo scivolamento dei capi articolari. Ecco, l'artrosi invece è una malattia della cartilagine articolare, e quindi il processo non è più un processo solo infiammatorio, è meno infiammatorio, è un processo più di tipo meccanico di erosione, di fermentazione di questa cartilagine. Ci può essere una sinovite, come diciamo noi, reattiva, ma appunto è reattiva, la malattia non nasce lì, nasce da un'altra parte. Okay? In quello schema avete visto che io avevo un po' classificato quelle che sono le sedi poi più tipiche in cui possono insorgere disturbi di tipo articolari, colite reumatismi, perché abbiamo le articolazioni, possiamo riproiettare da 6 per fate vedere il cartello 6, vediamo la differenza allora delle varie... Ecco qua, ecco. Vedete, le malattie reumatiche sono malattie che colpiscono le articolazioni, abbiamo detto, l'artrite e l'artrosi, ma possono colpire i tendini. I tendini che cosa sono? Sono le corde, io le chiamo le corde, quelli che fanno muovere le nostre articolazioni. Quindi qui ci possono essere delle tendiniti o delle tenosinoviti a seconda della struttura del tendine, possono essere colpiti i muscoli, che praticamente sono la forza motrice dell'articolazione, e qui in questo caso parliamo di miositi. Può essere colpito anche l'osso in quanto tale, qui c'è una malattia molto importante, soprattutto per quanto riguarda le donne in post-menopausa, che è l'osteoporosi. E questo è un altro capitolo su cui dovremmo dedicare forse una puntata intera, certo, magari un'altra volta ci rivediamo e discutiamo solo di questo. Allora, una telefonata in diretta, chi abbiamo in linea? Pronto, sono Giusy da Tosson. Giusy, buongiorno, ci dica. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Voglio chiedere al dottore come si fa a curare una periatrite senza arrivare alle filtrazioni del cortisone, perché non mi hanno detto tanto bene questo cortisone, ma perché tanti amici li ho trovati, ha detto io ho fatto il cortisone ancora 10 anni fa, 2 o 3 volte e non ho più avuto dolori, ma il mio medico stenta a farmi fare questa cosa qua. Come si può curare senza insomma infiltrazioni, se si può? Perché avrei anche un tendine un po' sfilacciato, diciamo, ho fatto l'eco color Doppler, là, cosa si dice, faccio fatica a mettere i piatti nel scolapiatti e poi vado da un fisioterapista che mi fa molto bene, però vorrei che mi andasse via magari il dolore, ma stento a farmi questo cortisone perché non è tanto indicato, insomma. Se lei può dirmi qualcosa, se fa bene o se fa male, insomma, queste infiltrazioni. La ringrazio. Signora Giusy, grazie della domanda, anche perché ci dai là per capire adesso come si curano queste patologie. Allora, la signora Giusy ha un problema frequentissimo nella popolazione, che è la cosiddetta periartrite di spalla. Che cos'è la periartrite di spalla? Non è altro che una tendinite di quel gruppo importante di tendini, sono 4, che ci fanno muovere la spalla, no? Allora, nella nostra evoluzione come uomini ci siamo messi in piedi e abbiamo la capacità di muovere alcune articolazioni che altri animali non hanno assolutamente, però ovviamente abbiamo pagato un prezzo, che è il mal di schiena,
legato alle curvature che sono necessarie per la stazione retta, e per quanto riguarda spalla ed anca abbiamo una grande mobilità, però di fatto sono articolazioni che noi utilizziamo tantissimo nel corso della nostra vita, e questi tendini che passano in un tunnel rigido vanno incontro, l'ha detto la signora, a uno sfilacciamento progressivo. Io faccio sempre l'esempio, perdonatemi, molto semplice, ma è quello che utilizzo con i miei pazienti in ambulatorio per far capire. Sono un po' come le vecchie corde delle persiane. La corda della persiana, a furia di lavorare attorno alla carrucola, presto o tardi certo, lì in qualche modo cede. Il nostro tendine fa esattamente la stessa fine. Questo purtroppo è causa di molto dolore, il dolore della spalla è veramente molto molto fastidioso. Quello che vorrei dire a Giusy però è questo: Giusy, le infiltrazioni di spalla sono un ottimo sistema per risolvere la periartrite. Il problema è questo, che a volte ci sono delle periartriti che non si giovano più di nessuna terapia, né medica per bocca o per quanto riguarda l'applicazione di cerotti transdermici, né infiltrativa, perché l'articolazione in qualche caso si è così alterata che quello che diventa necessario è un piccolo interventino, oggi lo si può fare anche in artroscopia, quindi molto facile, per cui quel tendine viene liberato, ok? Allora l'approccio che abbiamo è questo, sempre il più conservativo possibile. Sulle infiltrazioni non abbia timore, si possono fare tranquillamente e tanti timori sul cortisone non sono veritieri. Se però questo atteggiamento conservativo purtroppo non è efficace, bisogna pensare a una soluzione chirurgica, che per fortuna oggi è una soluzione chirurgica molto meno invasiva rispetto al passato, con dei tempi di esecuzione e di recupero che ci lasciano molto contenti, insomma. Abbiamo un minuto, però ci diceva ci sono farmaci importanti che oggi utilizziamo, quali sono? Allora, io faccio riferimento ovviamente alle malattie di tipo infiammatorio come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriagica, la spondilite anchilosante. Lì abbiamo degli zoccoli duri della terapia che sono il metotrexate e da qualche anno, ormai più di 20, i cosiddetti farmaci biologici, farmaci biotecnologici. Sono fondamentalmente gli anticorpi monoclonali, ce ne sono diversi con vari meccanismi di azione, per dirla facilmente, vanno a bloccare selettivamente quelle che sono le molecole responsabili dell'innesco e del mantenimento del processo infiammatorio della sinovite. E quindi noi abbiamo tutto uno schema progressivo di terapia a seconda della gravità del paziente, della gravità della situazione, in maniera da poter utilizzare più armi possibili. Ecco, il messaggio quindi finale è sia per l'uno che per l'altra patologia: non pensate che non ci si possa curare, che non si possa comunque risolvere gran parte magari del problema, c'è sempre la soluzione. Allora io ringrazio il dottor Massimo Rizzi, direttore dell'unità operativa complessa della medicina dell'ULSS 4 Veneto Orientale, sempre dall'ULSS 4 Veneto Orientale, il dottor Luigi Di Donato, pneumologo dell'ULSS 4. Ricordiamo il 4 dicembre il nuovo ambulatorio specifico all'ospedale di Jesolo per la riabilitazione respiratoria. Quindi abbiamo affrontato questi due temi. Vi ringrazio per essere stati con noi, grazie per averci introdotto a queste due realtà che sono di tantissime persone ma che a volte incontrano magari delle lacune. Abbiamo spiegato meglio, ho cercato di capire un po' meglio questo universo particolare. Grazie davvero e a domani.